ma si può da come zecca sta musica. Fai l'auguri a Sergio. Musica di concentrazione, aiuto. Mi c'è bene, beh. Vedi come sta uscendo, vedi? Sta sì, giù, sta sì. Io ho disegnati. Cioè. Come bella, come bella. Anna, buongiorno. Anna, ti sei perso un buonanotte ieri che tu non ti immagini neanche. Se non l'hai vista. E valla a vedere. C'è che te l'hai vista. Buongiorno. Good morning, my guys. Good morning. Hello. Hello guy. Buongiorno. Io ti ho portato qua. Ecco. Per farti, vedi? Per farti. Fai la tessera, vedi? Oh, la tessera. Fai la tessera. Guarda così, metti sotto. Fai la tessera, dai. Vedi che bellissimo. No, veramente, uno spettacolo, uno spettacolo. Stasera. No. Quando dici quando... Buongiorno ragazzi, oggi è 3 novembre. E nonché oggi è il compleanno di Sergio, il cuore. My boys. Sergio ce l'ha comunità papà. Sergio, io da ieri mattina che mi state dicendo che tu volevo come un figlio me, il mio cuore sta là, sta spezzato. Brick by brick. Sergio sta a fare che cattava papà con pizza. Ma Sergio non sa. Non. Vabbè, ma Sergio, vai, tu non è che vuoi, ma parli di Sergio, no, voglio dire, non è che mi parli di Sergio che ti preoccupare, perché Cristiano che si mette, che te la H per spedere. McLean, buongiorno. Buongiorno a te. Buongiorno a McLean. Auguroni bimbo. Allora ragazzi, fino a quando voi dicete, oh Lello, tu mi scaffata, vedete sempre sto per? No, veniamo sì. Noi veniamo qua perché questo ci abbiamo e questo teniamo. E non è che potuto fare vedere un'altra cosa. No, vabbè, diciamo che abbiamo tanto da vedere, far vedere altre strade. Quello. No, io dico il posto. Questo, dove si vede meglio. Il sole sta da questa parte, lo spiraglio, capite? Cioè, noi andiamo sempre al meglio. Vedi il signore che sta facendo foto. Tu dici che sta perdendo qualche cosa. Secondo me questo è per anche. Meno male che te la striscia se non ha sbandato. Come fa? Vedi i cambiati là, vedi i cambiati là. No, è vero, c'è la passerella. Guarda i cambiati, C'è chi è il cambiato? Che piccerese ne scappa! Oppure facciamo... Bello, guarda che sole. Ti sembra stirato, vedi stirato. Bellissimo. Buongiorno ragazzi, tutto a posto? Come sta Vasci? Tutto pronto per venerdì prossimo? Karaoke? Mamma mia. Karaoke venerdì 10, ci divertiremo. Faremo il meglio del nostro meglio. C'è bello chiarino. E questo è bello. Non dice. Oggi, che da lì sta andando, non c'è niente. Sì. Tutto pronto per il karaoke, bella buonanotte di sera. Ti rendi conto? Chiama ragazzi per non ci chiamare. Gli amici di Lella che a quest'ora ti hanno visto in giro, quelli ti chiamano, capito? Come è bello, come frente ci stava aspettando. Buongiorno. Oh puto per loro, vedi? Hai visto? Guarda di finanza, c'è sta guarda. Chi se ne sta a vedere? Che te Paolo. No, ma tu ti chiedi, una ciarramacca, pacchi di poveri. Pacchi di cameramba. Se ne scandalo di aver recitato tutto questo amore. Non faceva forse, No, questo vanno solamente a fare un giro, dai.
Buongiorno Mary, buongiorno Dele. Ciao, madò quanti cuoricini ancora, questo che... Ci chiami fra un po', se no il telefono si blocca. Che mate. Guarda qua, come si fa a non venire qua? Vedi oggi nuvole dietro, bello. Bello veramente. Stavo a dire, ieri c'è stato un momento che veramente quando abbiamo ricordato, che poi si è preso gusto anche a ricordare tutti, cioè si è preso gusto non per era piacevole ricordare che momenti intensi, chi non c'è più dei propri familiari, dei propri momenti intensi, vedi? Sembra fare la cavolata, ma momenti intensi anche loro. Che bello. Ti immagini se anche loro fanno il buongiorno? Buongiorno, che è questo? Ballettare, speriamo che continui. Vabbè. Uno dice buongiorno non ci dice niente. Michele, questo è Raffaele Rizzi sicuramente. Quando lo scrivo all'inizio Raffaele Rizzi andò a Lisbona. Non è bello. Stavo a Lisbona. Cioè, ormai è diventato un Juventinopoli. È vero. Mamma mia. Non può fare a meno della sua Juve. È vero. È vero Raffaele? Fa bene Raffaele, fa bene. Oh, ma c'è cavolo, se io non ti rispondo. Madonna, non lo so, ma non è il momento. La prossima volta tolgo le chiamate, ho sbagliato, ormai. Ragazzi, adesso risponde, non c'è certi spasimati. Antonio Rotunno, buongiornissimo Antonio. E facile capisci, ce ne sei. Antonio, tutto contento per la Lazio. Vincete ieri? No, io sinceramente la Serie C non la vedo. Queste squadre non mi interessano, solamente la maglietta di formaggenica tiro. Franco vedi da cosa? Antonio vedi da Franco, vedi. C'è il Napoli c'ha un azzurro intenso, ma loro è proprio i patatini. Le maglie, ragazzi, fatemi a picciuffu. A picciuffu, a due sta screen. L'unico che mi piaceva della Lazio era Chinaglia. La Lazio è finita con Chinaglia, basta. E infatti la finisce Chinaglia. Lo Tito sa. Sai come vado lo Tito io? Rosso, Ziolello, rosso. Lo so che è rosso. Quindi insomma, fa ancora caldo, vero? Fa ancora caldo, tutto a posto. È bello, 14 gradi ma con sole. Ecco, vedi il nonno tutto a posto, un fiducito che è? Sì. Ancora si è passato. No, meritava, dai, meritava. Ma passa pure dei cursi. No. Se passa là è pazzo. No, va tutto verde. Se è pazzo. No, stai fermo, c'è verde. No, no, vabbè, dai. Solo i pazzi, se non sono matti, non sono... Ecco. Franco, poi passo da te. Passo da te ne parliamo. Quando vuoi, a disposizione. Un caffè sei sì, bottena centesimi stanno sì. Vai, buongiorno, Lello e Franco. Ecco una... questo canale di chi è? Tu lo conosci? Come che sta già a Ginevra. Infatti poi ti scrivo. Vi faccio vedere un po' di Miami. Miami. Un mio amico è andato a Miami. L'hanno trasferito dal Canada a Miami. Ieri ci hanno scritto da Washington. E chi era? Aspetta questo. Sì. C'è Washington, secondo me. Washington è... lui, chi era questo? No, era una coppia barlettana che stanno a Washington. Bravi. Questo è il nostro arco di trionfo. Si sta scuzzando. Con calma facciamo tutto, dai. Dobbiamo fare il trenino quest'anno, che dici? Non lo so, ma come? Ho sentito un po' di polemica. Non lo vogliamo fare. Allora, spiegami un fatto buono. Poi ti spiego il motivo. A posto. Il motivo è questo, che purtroppo per quanto riguarda l'antiterrorismo, lo sai che ci sono le piante che devono... Anche quelle piante proteggono veramente. Infatti, c'è una cosa ridicola, questa, per esempio questa è una cosa ridicola. I chiedi di un ragazzi, ma se quelli arrivano a New York, spari. C'è problema stanno, dai. E quindi parlare di terrorismo? Allora,
ci hanno chiamato veramente i vigili di Barletta, ma veramente il capitano e il comandante è quello che dirige il traffico, che fa per noi lo potete fare, però bisogna fare questa piantina. Vi hanno dato un percorso. Ci hanno dato un bel percorso. Beh. Allora, io voglio capire, c'è dire ma fena? Ma perché cos'è che non ti piace? No. E di l'UFET! No, il problema è che le strade dello shopping l'anno scorso ce l'ha bocciato quest'anno. Per questo motivo, sia ben chiaro. Non vogliono che andate in mezzo. No, sia ben chiaro, perché hanno preso la palla al balzo. Perché il comune li paga tutte le. Allora, le dice come offre. E per forza, zio! Allora, le strade dello shopping ce lo fece a noi, che farci stai a noi, che adesso stiamo tranquilli. Venite a Vilma Utrenei e noi facciamo i fettenusi per avere tutte le luci gratuite dal comune. Perfetto. Invece quest'anno hanno preso la palla al balzo della questione dell'antiterrorismo e non vogliono farlo non vogliono farlo più. Ma perché non vogliono? Perché non vogliono in mezzo ai piedi? Cos'è? Non lo so, non lo capisco bene, non la so. Dobbiamo parlare, magari ecco, ziare. Ehi Tonio, dobbiamo chiamare a Tonio Manno, che sì. ieri ho visto che ha messo, stava a fare il caffè qua, ha detto che un giorno vuole venire con noi. Solamente che Tonio, no, sta messetto. Ma ci sei bandito, dove ci sono? Ehi, domani 4 novembre. Che cos'è? È una festa, il 4 novembre è festa della. Festa delle forze armate. Ok. Beh, con Are e con Franco e con Lello e l'augurio auguri a Sergio e a chi festeggia qualsiasi ricorrenza, auguri. Un bacio a tutti, buon venerdì 3 novembre 2027, buongiorno e ave. Ciao. Aspettate, l'ultima cosa. Sergio The Gate ti saluta e ti manda tutto tuo. A Cambridge avrei pure con the pizza. Pina settimana e via. Ciao.